Lotta al cyberbullismo, un progetto nato nella scuola per la scuola, presentato questa mattina nell'aula magna dell'Istituto Canova di fronte a un centinaio di ragazzi delle classi terze. Abbiamo coinvolto poi all'interno di questo progetto, che ha una specificità, e cioè quella di esaminare il problema del cyberbullismo, di queste dinamiche che ci sono, partendo da testimonianze. Per poterlo realizzare abbiamo coinvolto ragazzi, genitori, docenti, dirigenti scolastici, in modo che sia uno spaccato sulla società. È una testimonianza cruda e vera, che verrà poi portata in tutte le scuole e anche in tutte le comunità che vorranno usufruirne. Il progetto è il frutto di una sinergia di forze finanziato dalla Regione Veneto, ha coinvolto anche l'Usotto, a testimonianza della gravità del problema. Il fenomeno del bullismo, il cyberbullismo, diciamo che è all'attenzione ormai da parecchi anni da parte della Polizia di Stato, della Polizia Postale, di tutti, e abbiamo formato degli uomini che proprio sotto questo versante possono dare un contributo a tutte le altre istituzioni. Oggi sono qui perché ritenevo proprio che è importante ed è necessario che tutti noi siamo presenti e stiamo vicini ai ragazzi e agli studenti. Il cyberbullismo è la forma più subdola della violenza che gli adolescenti infliggono sui più fragili. Utilizza i social e la comunicazione tecnologica più immediata che sfugge al controllo degli educatori, genitori ed insegnanti in primis. Importante è far emergere subito i segnali e intervenire tempestivamente. Bisogna comunicare ai ragazzi attraverso le tecniche, le tecnologie che loro amano di più, quindi in campo tutti gli strumenti possibili per agganciare, per riuscire ad arrivare dentro di loro con questo messaggio importante. E il gruppo può essere positivo e quindi implementare le risorse di ciascuno, ma può essere anche estremamente negativo, e qui lancio un appello ai genitori nel stare attenti da quelli che possono essere segnali che si possono cogliere a casa, sia nell'avere un figlio vittima che nell'avere un figlio bullo.